In libreria l'ultima fatica letteraria del collega Calogero Conigliaro, giornalista, scrittore e impegnato anche di storia che riguarda la sua città, Porto Empedocle e non solo. Di cosa tratta questo libro? Ecco, per l'esattezza questo libro in realtà parla della terza flottiglia motosilurandi tedesca, che è stata una delle più importanti unità della seconda guerra mondiale impegnata nel Mar Mediterraneo, ed è la prima volta in Italia che si tratta di questa flottiglia che tanto danno fece agli alleati dal 41 al 43. Poi ovviamente parla della base di Porto Empedocle, che è una delle principali basi utilizzate da questa flottiglia, e ricostruisce anche lo sbarco alleato in Sicilia, i bombardamenti della provincia di Agrigento e poi la presa della città capoluogo, la presa di Porto Empedocle e anche il sabotaggio della base di Porto Empedocle, che fu uno degli episodi più oscuri insieme a quello di Siracusa Augusta, avvenuto nel luglio del 43 a seguito dello sbarco alleato. Quindi è una ricerca che copre un periodo vasto di tempo che va dal 40 al 43 e si conclude anche con una serie di misteri. Diciamo che è un libro di storia che finisce un po' come un thriller. Devo dire anche grazie ad Andrea Camilleri che mi ha scritto un ricordo della sua città durante la seconda guerra mondiale e anche un suo ricordo dei personaggi che vissero quella esperienza.